Vangelo secondo Marco. Capitolo 10. A questione lo divorzio. Quando partette là, se niente rinda terra era Giudea, e all'altra parte lo ciume Giordano. Un cofane gente corrette innanzi a essa, e Gesù si mettette a lezione alla gente, come faceva sempre. S'accostava in essa certi farisei per un castagnà, e la dimannaina. Non marito, può buttare fuori la casa della moglie sua. Cava comandata, Mosè, rindale Gesù, rispondette Gesù. Loro ricettano, Mosè ingerato vacanze e scacciava la moglie, mettendo rinda in mano che è attestata che è stato scacciato dal marito. Mosè facette questa legge per voi, dicette allora Gesù, perché sapeva buono che teneva un cuore assai tosto, ma a principio della creazione, Dio creai l'uomo e la femmina, e proprio per questo l'uomo lascerà il padre e la mamma soia, e tutti e due addeveranno una carne sola. Come potete vedere, non saranno più due, ma una carne sola. L'uomo non andrà mai a spartere quello che Dio ha unito. Quando trasettano dentro la casa loro, i discepoli volettero, nata volta, spiegazione, un coppa stufatta. E Gesù ricette, chi scaccia la moglie soia, e senz'ora cunata, farà adulterio in faccia a essa. E lo stesso fa la femmina, che scaccia il marito suo, che sa marito cunato, farà pure che essa in adulteria in faccia a essa. Gesù è creatura. La gente presentava certe creature innanzi a Gesù perché la accarezzasse, ma tutti i discepoli suoi e strillaiano. Gesù, quando avrete questa cosa, s'arraggiaia e ricetta a loro: lasciate qua il creatura, venissero innanzi a me e non ne strillate mai, perché il regno di Dio appartiene proprio a chi e come a loro. Io vi posso assicurare a chi non accoglie il regno di Dio come una creatura, non potrà mai trasire in da chi lo regna. E pigliandolo in braccio, mettete in mano sua in gola a loro e benedicette. O giovane ricco, vendramente asceva per si mettere in cammino un uomo e corrette appresso, ed nucchiasse innanzi ai piedi suoi e le ricette. Maestro buono, che già fa per avere la vita eterna? Gesù rispondette, perché mi chiamo buono? Nessuno è buono, solo Dio è buono. Tu conosci questi comandamenti: non accidere, non scurnacchiare, non rubare, non ingannare, nada, alleverisci il padre e la mamma. Maestro, rispondette Cristo, io tutte queste cose le ho sempre messe in pratica, a quando era ancora un guaglione. Tanto Gesù, guardando le fisse rinda agli occhi suoi, lo volete bene veramente, poi le ricette. A te manca una cosa sola. Va, vieni tutte quelle che tieni, e rallei paziente, e avrai così acchiattato un tesoro in cielo. Poi vieni pure tu appresso a me. Ma Cristo, sentendo quelle parole, a diventare triste, e con una faccia appesa se ne jette, perché teneva assai ricchezza. O pericolo delle ricchezze. Gesù, buttando gli occhi suoi in gola a tutta la gente che le stava attorno, dicette a tutti i discepoli suoi: quanto è tosto per tutti quelli che devono assai denaro trasferendo il regno di Dio. I discepoli suoi rimanettero sconcertati, sentendo queste parole. Ma Gesù ricette ancora: figliuolo, come è difficile trasferendo il regno di Dio. È più facile a un cammello potesse passare rindo il culo in acqua che a un ricco trasferendo il regno di Dio. E loro, ancora più sconcertati, si mettettero a rigere l'uno con l'altro. E chi mai si potrà salvare? Ma Gesù, guardando rindo agli occhi, dicette: questa cosa è impossibile per l'uomo, ma non per Dio, perché a Dio tutto è possibile. A ricompensa dice qua c'è Cristo. Pietro, tanto ricette a Gesù: o viccan, noi abbiamo lasciato tutte cose e siamo venuti appresso a te. E Gesù rispondette dicendole: io vi posso assicurare che non c'è stato nessuno che avesse lasciato a casa, o frate, sora, mamma, o padre e figlie, o a terra soi, per mezzo mia e per mezzo del Vangelo, che non avrà già rinda a questa vita 100 volte tanti case, frate e sore, mamma e figli e campo, insieme all'afflizione in tuo futuro a vita eterna. E parecchi quelli che sono i primi che passano a terra saranno l'ultimo in tuo regno di Dio, e l'ultimo saranno i primi. Terza annunzio la passione.
Pentramente stava ancora per mezza via, per i dinta città di Gerusalemme. Gesù camminava innanzi a tutti i discepoli suoi, e loro, che erano rimasti assai sconcertati, camminavano a rete a essa, senza sciatà e con una grossa paura in cuore. Gesù chiamò i 12 nata foto e portò lontano la gente e si mettette a parlare con loro, e tutto quello che stava per succedere a essa. E cominciò a dire a loro: O vicano, noi stiamo salendo a Gerusalemme, e là il figlio dell'uomo sarà consegnato in mano dei capi e prevede, e rimasta la legge, che lo condanneranno a morte, e consegneranno in mano e l'uomo senza fede, che lo regneranno i fedenzio, lo sputeranno in faccia, o piglieranno a frustati o faranno morire in coppa una croce, ma il terzo giorno risorgerà. E i figli di Zebedeo. Gesù stava ancora parlando che dodici, quando si accustavano innanzi a esso Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, e le ricettano: Maestro, noi volimmo che tu ci accordasse quello che noi addomandiamo. E Gesù ricetta a loro: E che volete che avesse fatto per voi? Quando potete accettare l'inda rolia d'oi, una dritta d'oi e la da mangina d'oi. Gesù ricetta a loro: Voi non sapete manco quello che mi state addimandando. Siete capaci voi a vivere che il locale cecchina e felo che sto per bevere? Siete capaci a essere vattiati con chi lo battesimo e sofferenza come ha già essere vattiato io? Sì, rispondettero loro, siamo capaci. Gesù ricetta a loro: Sì, certo, pure chi locale che sto per vivere o per varrite pure voi, e chi lo stesso battesimo che sto per avere la varrite pure voi. A farvi accettare a ritte a mangina mia non tocca a me lo fa, perché questo è per tutto quello che è stato preparato, rubate mia. Quando si dettono queste cose, tutte là di discepoli, si arraggiarono assai con Giacomo e Giovanna, e tanto Gesù chiamò attorno a essi tutte e due e ricette a loro: Voi sapete buono che i capi del popolo comandano con la forza, e tutto l'uomo potente approfittano del potere che tengono in mano per scamazzare la gente che sta sotto il potere loro, ma in mezzo a voi non ha da essere così. Anzi, chi vuole essere più grosso in mezzo a voi, ha da diventare servo e tutte le lato. Chi vuole essere primo in mezzo a voi, ha da diventare l'ultimo. O figlio dell'uomo non è venuto in coppa a sta terra per essere servuto, ma per servire e per dare vita sua, per la salvezza di tutta la gente. O cegata a Gerico. Gesù era arrivato rinda alla città di Gerico e pentramente sceva rinda a quella città con tutti i discepoli suoi e con una folla assai rossa che la aveva appresso. O figlio di Timea, che si chiamava Bartimeo, che era cegata quando era nata, stava in mezzo a via a chiedere l'elemosina a tutta quella gente che passavano per là. Chi lo cegato, come sentette che passava Gesù in Nazaret, ha cominciato a lucare assai forte dicendo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Parecchie persone si accustavano vicino a essi o strillavano, pure per far sta zitta. Chi invece si mettette a luccare, ancora più forte: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, dando si fermò e ricette ai discepoli suoi: Chiamatelo. I discepoli si accustavano a chi lo cegato e le ricettero: Coraggio, susta, perché il maestro sta chiamando a vicino a essi. Chi le si sussette presso, buttai per l'aria che lo mandiello che teneva un cuore e si facette accompagnare innanzi a Gesù. Gesù, come vorrette innanzi alle ricette, che vuoi che io fa per te? Maestro, fa che pure io potesse vedere. Le rispondette subito chi lo cegato. E Gesù le ricette: Va, perché la fede tua t'ha salvato. Gli occhi suoi si rapettano subito, e tutte priate chi le cegato a cominciare a camminare, a rete a Gesù, in coppa a quella via.